Colleghe e colleghi, abbiamo proposto l'istituzione di questa commissione di inchiesta, ne abbiamo seguito i lavori con l'obiettivo di comprendere meglio e con maggior precisione cosa sia realmente accaduto nei drammatici mesi della seconda ondata, quelli da ottobre 2020 a marzo 2021, mesi in cui la nostra regione è stata letteralmente travolta dal virus, segnando record negativi per ricoveri, contagi e per decessi. Lo abbiamo fatto nella convinzione che sia nostro compito capire cosa sia avvenuto, un dovere di tutte le istituzioni, prima di tutto, che sono state chiamate a prendere decisioni davvero complicatissime allora e che oggi hanno il dovere di chiedersi se quelle decisioni siano state corrette e abbiano ottenuto gli obiettivi che si erano prefissate. Lo dobbiamo fare per il rispetto delle vittime, dei loro familiari, del personale medico e sanitario che è stato in trincea per mesi per tutelare la salute dei cittadini, che hanno bisogno oggi di risposte e di verità. Sappiamo perfettamente che le analisi ex post non riescono a cogliere perfettamente tutte le sfumature, il clima particolare, eppure forse il sentimento collettivo dell'opinione pubblica, del periodo in cui tali decisioni sono state assunte, ma è pur vero che la pandemia è stato un fenomeno talmente invasivo nelle vite individuali e nella società che oggi, che sembra essere alle nostre spalle, forse da questa esperienza possiamo imparare qualcosa, chiedendoci quale altre direzioni avrebbe potuto prendere la storia se fossero state assunte decisioni differenti. Non siamo un tribunale. Non dobbiamo emettere sentenze, di questi profili se ne occuperà eventualmente la magistratura a cui saranno inviati tutti gli atti di questa commissione di inchiesta, ma il fatto di non essere un tribunale non ci può sollevare dalla responsabilità di affrontare questa discussione con serietà e onestà. Noi non vogliamo essere la pubblica accusa, avremmo preferito che la maggioranza non fosse la difesa d'ufficio. Sul punto trovo sinceramente inammissibile, se non addirittura irrispettoso, il mancato riconoscimento che traspare nella relazione di maggioranza e in molte delle dichiarazioni dei soggetti auditi evidentemente ben istruiti, che è la premessa del nostro lavoro e che cioè il numero dei decessi per il Covid in Veneto nella seconda ondata sia stato un numero esageratamente straordinario. Lo dico perché se abbiamo votato come abbiamo votato all'unanimità l'istituzione di questa commissione, dobbiamo almeno partire dalla condivisione della ragione per cui ci siamo impegnati per mesi a interrogarci su ciò che è accaduto. 8.282 morti in 5 mesi non possono essere liquidati come un fatto ordinario dell'episodio pandemico. Nessuna regione in Italia, se non la Lombardia, che però ha il doppio dei nostri abitanti, in quei drammatici mesi ha registrato questo stesso numero di decessi. Nella vostra relazione di maggioranza nascondete questi numeri attraverso uno spostamento temporale della definizione dell'ondata, lo giustificate richiamandola addirittura alla particolare letalità della variante della seconda ondata, richiamate i comportamenti meno rispettosi dei cittadini nella seconda fase piuttosto che nella prima, addirittura richiamate a un'eventuale questione genetica del popolo veneto che li avrebbe portato a morire di più, tutto per nascondere un dato di fatto oggettivo. Così come, Presidente, riteniamo profondamente irresponsabile, irrispettoso di questo Consiglio regionale, registrare anche oggi l'assenza del Presidente Zaia rispetto a questa discussione. Non l'abbiamo mai visto durante le fasi più dure della seconda ondata, durante le fasi emergenziali più acute in quest'Aula non è mai venuto, non l'abbiamo visto durante i lavori della Commissione di inchiesta e non lo vediamo neppure oggi, quando sarebbe chiamato a rispondere delle decisioni che ha assunto o delle quali in ogni caso si è preso la piena responsabilità. Trovo sia un segnale di forte debolezza politica e anche di un rapporto ambiguo che il Presidente ha con la rappresentanza, con la democrazia e con questo Consiglio regionale. Ho letto diversi studi, anche recenti, che calcolano addirittura quanti morti avrebbero potuto essere evitati assumendo scelte diverse. Sono ricerche
che fanno addirittura impressione se a quei numeri si sostituiscono facce, persone, vite. Io non ho ovviamente gli strumenti per affermare se quegli studi siano attendibili, siano seri, ma se io fossi il Presidente, le cui scelte sono oggetto di quegli studi, se io mi fossi dovuto assumere quelle responsabilità, avrei tutto l'interesse di essere qui e di capire se quelle scelte siano state corrette. Avrei necessità di sapere se si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso per evitare non 3.000 morti, ma anche solo uno. Vorrei sapere se e dove ho sbagliato. Il fatto che il Presidente non si interessi neppure di sapere il nostro punto di vista dimostra che non c'è la responsabilità piena della gravità del ruolo e dell'importanza del ruolo che si riveste. Perché vedete, sappiamo che non esisteva e non esiste un manuale di istruzioni per maneggiare il virus, ma è innegabile che dopo la prima ondata avevamo individuato strategie e consolidato metodologie di gestione della salute pubblica che potevano esserci di grande supporto per affrontare altre fasi critiche. Sono tutte precisamente elencate queste novità introdotte nella relazione di maggioranza. Nuove competenze, nuovi strumenti, task force, piani di sanità pubblica, sistemi informativi moderni, sistemi di biosorveglianza, report giornalieri, periodici, sapevamo in tempo reale tutto. E ancora dispositivi di protezione individuale, la prima ondata non ne avevamo, nella seconda ne avevamo in abbondanza, test molecolari, antigenici, avevamo tutto quello che ci poteva servire per contenere il virus. Abbiamo affrontato la prima ondata a mani nude, per la seconda sembravamo avere tutto. E invece cos'è accaduto? Questa è una domanda che non si può eludere, lo dico all'assessore Lanzarin che invece ringrazio per essere presente in aula. È irresponsabile non chiedersi, avendo tutte le armi pronte, cosa sia accaduto e cosa non ha funzionato. Il problema è che eravamo preparati, assessore, ad affrontare la prima fase dell'onda, per contrastare la quale si tenta di fermare o rallentare la circolazione del virus mediante l'isolamento degli infetti e il tracciamento dei contatti. Ma non abbiamo voluto intervenire quando la rapidità della diffusione e la molteplicità dei contagi era tale da vanificare l'efficacia del tracciamento e dell'isolamento. Di fronte ad una diffusione del virus incontrollata, quella che si registrava in questa regione già da ottobre, con punte di 5.000 nuovi contagi al giorno, tutto il sistema è saltato, qualsiasi sistema sarebbe saltato, anche quello virtuoso descritto dalla Presidente Brescacin. Anche in altre zone del Paese è saltato. La differenza sta nel fatto che in altre regioni, penso alla Lombardia e all'Emilia, c'è stata la forza di passare alla fase nuova, mentre qui si è scelto di negare l'evidenza. Guardate, sono i mesi che con 5.000 contagi al giorno il Presidente Zaia in televisione ci spiegava che non è vero che c'erano tanti contagi, solo che noi facevamo tanti più test. Che non è vero che c'era da preoccuparsi, perché il 97% dei contagiati in Veneto erano asintomatici. Che non c'era bisogno di preoccuparsi, perché negli ospedali c'era posto per curare tutti. E mentre noi dicevamo queste cose, la Lombardia era in zona rossa dai primi di novembre e l'Emilia-Romagna in zona arancione la volta successiva. Quella era la fase critica, quella era la fase in cui per dover prendere decisioni scomode, probabilmente impopolari, decisioni che rischiavano di mettere in discussione l'immagine tanto faticosamente conquistata durante la prima ondata di regione virtuosa nella lotta al virus, che rischiava di aprire un conflitto con le categorie economiche della regione più produttiva del Paese, che rischiavano di scontare quell'opinione pubblica alla quale per mesi avevamo ripetuto che eravamo pronti ad affrontare qualsiasi Covid e qualsiasi pandemia. Questa, insomma, quella era la fase in cui le decisioni politiche erano diventate più importanti dei rimedi forniti dalla scienza, al punto da poterne addirittura vanificare l'efficacia, e questo è avvenuto in questa regione. Perché quando il virus circola troppo, e questa era la situazione del Veneto ad ottobre, per bloccarne la diffusione bisogna bloccare la circolazione del vettore del virus, e cioè le persone.
ce l'ha insegnato la prima ondata, dove ci siamo risollevati grazie al lockdown deciso dal governo nazionale, e noi quella lezione in questa regione non l'abbiamo voluta imparare e siamo rimasti pervicacemente in zona gialla fino a quando è intervenuto nuovamente il governo nazionale con provvedimenti che riguardavano tutto il Paese. E allora mi chiedo chi poteva intervenire, chi doveva, a mio giudizio, in quel momento assumersi la responsabilità di una scelta impopolare. Certamente il governo. Certamente il governo che, dopo la prima ondata in cui decideva tutto per sé, aveva attivato un nuovo sistema di decisione, fondato su una collaborazione con le regioni, che dovevano inoltrare al governo una serie di indicatori sulla base dei quali il governo stabiliva le zone di appartenenza. E durante i lavori della Commissione e durante le audizioni abbiamo scoperto come questa fase di trasmissione, questa modalità di interpretare il nuovo protagonismo delle regioni, sia stata, a nostro giudizio, impostata su una lettura strumentale della Regione del Veneto, finalizzata esclusivamente ad evitare che il governo decidesse per questa regione un regime di restrizioni diverso dalla zona gialla. Le cito per titoli perché il tempo è quello che è. La prima questione è il famoso indice RT, quell'indicatore che se superava l'1,5 ti faceva spedire direttamente in zona rossa. Sappiamo perfettamente quanto quell'indicatore risenta della qualità e della completezza dei dati inviati, ma abbiamo dovuto aspettare la commissione d'inchiesta per sapere che tra il mese di ottobre e il mese di novembre quell'indicatore non veniva trasmesso in maniera regolare al Ministero della Salute, perché fatalità, stavamo giustamente cambiando software gestionale e fatalità nel passaggio tra un software all'altro, per un periodo che non sappiamo quant'è perché non siamo riusciti a farcelo dire, per quanti casi non lo sappiamo perché non siamo riusciti a farcelo dire, con quali effetti sul calcolo RT non lo sappiamo perché non siamo riusciti a farcelo dire nelle numerose audizioni. Sta di fatto che il dubbio che nel periodo più critico, in cui quell'indicatore che misura la possibilità di diffusione del virus avrebbe dovuto essere utilizzato per spedirci in zona rossa, fatalità dal Veneto, i dati non arrivavano in maniera corretta e non mi dite che non è stata registrata l'anomalia, perché il target dell'anomalia è il 60% dei dati e capirete che è una soglia target che di certo non può garantire l'affidabilità del dato. Ma poi guardate, c'è anche l'altra grande questione del numero dei posti letto di terapia intensiva, che è l'altro parametro sulla base del quale si finiva direttamente in zona rossa. Se la percentuale di occupazione dei posti letto di terapia intensiva supera il 30%, tu vai diretto in zona rossa. Ma siccome il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva non lo possiamo cambiare, è terza, quarta elementare, se non posso incidere sul numeratore, incido sul denominatore per modificare il risultato. Allora, siccome il numero dei ricoverati era immodificabile, cambio il numero dei posti letto disponibili. Non c'è altra spiegazione che mi convinca del perché, se c'era bisogno di 870 posti letto in terapia intensiva, la Regione del Veneto dichiarava di averne 1000. E dichiarava di averne 1000 sapendo che centinaia di quei 1000 non esistevano nella realtà. Erano attivabili? Non è dato sapere. Fortunatamente non abbiamo avuto la controprova. Ma se io ne ho 850 pronti per essere utilizzati, perché devo dichiarare di averne 1000? Cioè, andando molto oltre le richieste del governo nazionale. Perché? È una risposta che non ci avete fornito. E il tema non è stabilire che con i 1000 posti c'è sempre stato spazio per curare tutti. Il tema è che i 1000 posti ci servivano per non superare la soglia del 30% di occupazione, che se avessimo calcolato sulla base dei posti effettivi avremmo superato i primi di novembre e saremmo andati in zona rossa i primi di novembre. Non entro nel merito della vicenda dei tamponi rapidi perché, come è noto, non sono uno scienziato e le valutazioni scientifiche a riguardo di questo tema hanno cambiato
durante il periodo diverse posizioni. Mi limito a dire che di fronte a un parere del Ministero della Salute che suggerisce, che indica come gold standard l'utilizzo dei tamponi molecolari per le persone più esposte al virus, avrei preferito vedere nella Regione del Veneto quantomeno un atteggiamento più precauzionale, soprattutto nei contesti che già nella prima ondata erano stati teatri di drammi veri, penso alle RSA. Ora, oltre all'intervento del Governo, che a mio giudizio non è stato messo nelle condizioni di fare ciò che doveva fare e ciò che abbiamo chiesto di fare anche al Presidente fino a poco tempo fa, e cioè istituire per decisione nazionale la zona rossa in questo territorio, e non l'ha fatto perché non è stato messo nelle condizioni di farlo, c'era un altro soggetto che aveva il potere e l'autorità di imporre ulteriori restrizioni, ed è il commissario straordinario della pandemia, il Presidente della Regione del Veneto. È stata proprio la Regione del Veneto, attraverso una serie di ordinanze, richiamando il criterio di specialità, che ha preteso che il Governo riconoscesse il livello regionale come area principale per far fronte alla pandemia. È il passaggio fondamentale tra la prima e la seconda ondata. La prima il Governo fa tutto da sé, c'è una fase in cui le regioni chiedono di poter essere più libere, più autonome nell'organizzazione della risposta sanitaria sui loro territori, e da aprile 2020 il Governo offre alle regioni questa possibilità, riconoscendo la potestà legislativa attraverso le ordinanze dei governatori di imporre il regime di restrizione più coerente con quel singolo territorio. E c'è un cambio di atteggiamento anche del Presidente Zaia quando avviene questo passaggio di funzioni. Inizia ad aprile, siamo i primi a riaprire tutte le attività, siamo quelli che concedono un maggior numero di deroghe alle restrizioni attraverso le prefetture, siamo i primi che riaprono le attività sportive e turistiche, siamo i primi che chiedono di riaprire, che si dicono pronti alle riaperture. Abbiamo assistito a una serie infinita di ordinanze, quasi quotidiane, un attivismo, un protagonismo del Presidente nel definire come ci dovevamo comportare, ordinanze caratterizzate da un alto livello di permissivismo per attività economiche, commerciali e sociali, e invece da un livello di precauzione più alta solo nel mondo della scuola. Per il resto abbiamo aperto tutto e rimarrà tutto aperto fino ai primi di dicembre, quando il Governo interverrà a livello nazionale, imponendo restrizioni pesanti che noi abbiamo fatto finta di anticipare di 2 giorni con un'ordinanza del Presidente. E pur di non parlare di zona rossa o zona arancione in questa regione, ci siamo inventati persino la zona gialla plus. Ci siamo inventati la zona gialla plus, ma davvero noi pensavamo di contenere il contagio di 5.000 casi al giorno, raccomandando di non recarsi in abitazioni non proprie e di indicando il numero massimo di clienti ammessi in ogni esercizio commerciale? Ordinanza del Presidente della Giunta regionale numero 67 del 10 dicembre 2020. Sono già 7.000 i morti in Veneto e noi facciamo la zona gialla plus raccomandando alle persone di non andare a mangiare la pizza a casa di amici. Ma siamo seri? Oppure imponendo di non essere più di 4 avventori per tavolo, anche se conviventi? Ordinanza del Presidente della Giunta il 17 dicembre 2020. Cioè noi davvero abbiamo pensato che potessero essere queste le misure con cui noi riduciamo il livello di contagio? Con 500 persone ricoverate in terapia intensiva, 4-5.000 nuovi contagi al giorno, già decine di migliaia di morti sulle spalle? Ora, sul serio, anche sotto questo profilo c'è una differenza sostanziale, vado a concludere Presidente, nell'atteggiamento del Presidente Zaia tra la prima e la seconda ondata.
Noi al Presidente abbiamo riconosciuto durante la prima ondata di aver avuto il coraggio di compiere scelte impopolari, quando c'era chi andava a fare gli aperitivi e a dire che si poteva stare aperti. E abbiamo sostenuto quella decisione. Ma questo cambiamento avviene nel momento in cui evidentemente la pressione dell'opinione pubblica, la necessità di far ripartire il mondo produttivo locale, quando insomma il bilanciamento tra l'interesse economico e la tutela della salute delle persone cambia in questa regione, cambia. E allora lo diciamo oggi ex post cosa si poteva fare, con nella mente preciso il ricordo del dramma che abbiamo vissuto in quei mesi. Lo diciamo oggi ex post, ma per la verità lo dicevamo anche allora, nella seduta di dicembre, quando il Presidente si è presentato in collegamento video per mezz'ora dal punto stampa di Marghera. Non lo dicevamo solo noi allora, lo dicevano gli scienziati, gli operatori sanitari, il mondo sanitario, lo dicevano tutti, ma nulla è stato fatto, o meglio, abbiamo fatto tutto tranne ciò che serviva nel momento più cruciale della diffusione del virus. Non abbiamo avuto la forza, il coraggio di assumere la decisione più difficile, ma anche l'unica in grado di bloccare fisicamente un virus che era già diventato ormai incontrollabile. Distanziamento e barriere fisiche, non avevamo alternativa. Allora io, e chiudo davvero Presidente, credo che oggi abbiamo di fronte un atteggiamento grave, leggendo la relazione di maggioranza, una rinuncia a prioristica a voler riconoscere il dramma vissuto da decine di migliaia di cittadini di questa regione, il rifiuto di voler capire se davvero qualcosa di diverso avremmo potuto farlo, perché c'è un errore peggiore di quello che si può fare quando si è chiamati a scegliere, a dover scegliere in uno scenario di forte stress. E l'errore peggiore è giustificare a priori le autorità politiche che hanno oggettivamente sbagliato. Significare mettere ancora una volta da parte la salute pubblica, gli interessi dei cittadini, il bisogno di verità e mettere al primo posto gli interessi di un'unica parte. Significa non solo non essere riusciti a dare risposte, a dare conforto, a non aver capito, a aver voluto capire l'errore fatto. Significa anche che tutto ciò che abbiamo sopportato è stato sopportato inutilmente. Grazie.